Quali sono i suoi ricordi legati al mulino? I miei ricordi sono ancora molto lontani, direi quasi 85 anni fa, quando ero bambino, avevo l'età di 8-12 anni, andavo a vedere il mulino, specialmente nell'epoca della mietitura. Lì arrivavano i cavalli, i carri trainati da cavalli, carri trainati da buoi, carri trainati dai familiari che portavano 2-3 quintali di frumento e venivano portati al mulino. Lì venivano pesati, venivano portati nel magazzino oppure venivano buttati in una tramoggia con una coccola perché i magazzini erano staccati dal mulino. Qui c'era una specie di isola e noi andavamo qui a nuotare nel cosiddetto in dialetto boio, che sarebbe appunto qui una specie di ampliamento del Gua, dove c'è una diga che trattiene l'acqua in modo che serviva per far andare le turbine, perché il mulino andava ad acqua, turbine. E noi stavamo, quando eravamo qui su questo muraglione, facevamo dei salti su questa parte di acqua e stavamo attenti a non battere la testa in questi stili, in questi palafite, perché era pericoloso. Erano quelle che sorreggevano tutta la struttura. Esatto, sì. E voi facevate il bagno e intanto gli uomini lavoravano. Cioè, questa qui era una goduria nostra di bambini, eravamo sempre, perché allora non c'era la differenza fra ricco e povero, eravamo tutti uniti, non sapevamo neanche se uno era ricco e se uno era povero, c'era una grandissima amicizia allora, e lì ci trovava in 40-50 persone e lì si facevano giochi e altre possibilità non c'erano a quei tempi. Certo. Parliamo ancora degli anni che furono. Il grano così buttato nella tramoggia veniva con una coccola portata alla pulitura e la pulitura andava alle varie macchine, plansister, laminatori, eccetera, eccetera. Ecco, io mi godevo a vedere tutte queste persone che arrivavano e stavo lì assieme a vedere, a godermi questa specie di folklore paesano, diciamo così, che mi venivano a portare questi raccolti della mietitura del frumento. Voleva dire anche vita per Zimella. Certamente, sì, certamente, perché naturalmente il mulino aveva una capacità produttiva di 250 quintali nelle 24 ore, perciò c'erano sempre turni di 8 ore e andava sempre praticamente giorno e notte. Ciclo continuo. Ciclo continuo. Chi è quella signora lì? Quella lì è la mia bisnonna Gioconda Bonomo, che purtroppo è rimasta vedova quando suo figlio Bortolo aveva 6 anni e ha gestito tutti i mulini che erano sul Gua, che erano stati costruiti dai conti Contarina di Padova e lei li ha acquistati. È partito tutto da lì allora? È partito tutto da lì e lì ha fatto un sacco di soldi e dopo ha dato così la possibilità al figlio di fare il mulino e di fare l'officina.
Che cosa ha rappresentato il vostro mulino per Zimella? Oddio, era una ricchezza in un certo senso perché dava di lavoro a tante persone, mediatori che venivano col sacchettino di frumento, campione del frumento, venivano dal mio papà, il quale lo annusava per sentire se era pulito e poi veniva stabilito il prezzo e poi veniva portato nei magazzini. Poi la sua vocazione si è spostata nell'ambito meccanico. Sì. E tutti sappiamo l'evoluzione che ha avuto. Dopo io ho fatto le scuole naturalmente e alla ripresa, finito gli studi di ragioneria, sono andato ancora al mulino, e lì mi appassionava e sono andato a vendere le farine nella zona di Soave, di San Bonifacio, da Val di Lasi e lì dopo però non mi soddisfava tanto questo mio lavoro e allora mi sono dedicato all'officina in quanto mio padre mio nonno aveva fatto delle tappatrici, mio papà aveva fatto delle tappatrici semiautomatiche e io ho cominciato a fare una tappatrice automatica nel 1963 che l'abbiamo data alla Cinzano. Da Cinzano è andata, della Moët Chandon francese, è venuta a vederla, ne ha voluto una e poi come una catena di Sant'Antonio si sono sparse in tutto il mondo. Avevamo una produzione molto forte, si pensi che facevamo 600 tappatrici all'anno, delle quali 100 andavano in Francia, proprio nel paradiso del vino, diciamo certo. Così. Quindi prima col mulino, poi con l'azienda di tappatrici. A quante persone avete dato lavoro e state tuttora dando lavoro nel comprensorio di Zimella? Oddio, guardi, quando facevamo gli impianti di irrigazione lavoravamo dalle 6 del mattino alle 11 di sera e mi ricordo che avevamo quasi 150 persone e lì rimanevano i saldatori e allora dicevo a mia mamma preparate la pasta asciutta che nel frattempo verso le 8 di sera li portavo in casa, mangiavano la pasta asciutta e poi riprendevano il lavoro fino alle 11 perché si pensi che mandavo via 3 camion del rimorchio nella zona di Latina, nell'agro romano e lì ho fatto quasi 2000 impianti di irrigazione lì. Ho fatto un acquedotto ad Adrano in Sicilia di 6 km con tubi da 300 mm comprati dalla Dalmine. Come ci si sente ad aver scritto delle pagine così importanti per lo sviluppo non soltanto economico ma anche sociale di questo territorio? Perché lo sviluppo c'è nel momento in cui c'è anche la crescita economica e chi riesce a garantirla. Come si sente in questo ruolo? Ma guardi, io sono contento di una cosa, non ho mai licenziato nessuno. Ci sono delle persone che vengono qui ancora oggi a ringraziarmi perché le ho dato lavoro, li ho trattati bene, sono stati bene e questa è la più grande soddisfazione che io abbia avuto.